Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani. Questo pomeriggio il giuramento al Quirinale, a inizio settimana prossima la fiducia in Parlamento, poi il nuovo governo giallo-verde inizierà a lavorare con la nuova, più rassicurante lista dei ministri presentata ieri dal Premier Giuseppe Conte. Salvini e Di Maio saranno vice premier, oltre che rispettivamente ministri agli interni e al lavoro. Il professor Savona andrà agli affari europei, all'economia Giovanni Tria, preside all'Università di Tor Vergata. 3 i ministri veneti, il trevigiano d'origine, trentino d'adozione, Riccardo Fraccaro, 37 anni, pentastellato, che andrà ai rapporti con il Parlamento, e poi i 2 leghisti, Lorenzo Fontana, 38 anni, veronese, già eurodeputato e vice sindaco di Verona, che sarà ministro alla famiglia e disabilità, ed Erika Stefani, 46 anni, di Valdagno, andrà a reggere il dicastero agli affari regionali, un ministero che dopo il referendum per l'autonomia del 22 ottobre scorso sta particolarmente a cuore al Veneto, e stamane su Antenna 3 alla Voce del Mattino la prima uscita da ministro della parlamentare vicentina. Qual è l'impegno che si sente, dipende dal messaggio che si sente a dire ai nostri telespettatori che ci ascoltano in Veneto. Ora, io ovviamente metterò assolutamente tutto il mio impegno, perché mi concentrerò in particolare sulla questione dell'autonomia, trattandosi di un argomento principe che sarà trattato dal Ministero. Ovviamente poi ci saranno tutti gli altri rapporti con le altre regioni. Tutto l'impegno, so che con me c'è una squadra che è formata da tutti i colleghi parlamentari veneti, dal segretario nazionale, il presidente della Liga, con il governatore, e quindi io come Veneto ho una grandissima squadra alle spalle. Abbiamo un grande peso di responsabilità, la posta è alta e ci sono anche moltissime richieste, pretese da parte dei cittadini, perché legittimamente chiedono delle risposte.